Ciao ciao, come siete? Benvenuti alla nuova programmazione dalle Parai la Fare, la programmazione della nuova famiglia piemontesa Adolfo Varale Gambalunga Freire, en que con la programación 138. ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo va, Titi? Nos ti escuta. Y escuta que son da esta parte del bachás, e coca que son de l'altra parte de leva, en grosso saluto a ti, e come risuma sempre, torna sì a battere il tacun. A bugiardare un po' la gente, Paulín. A conteila. La conta è bella, dicevo. Ti sai che la conta è bella, dicevo. Sale vera. Sale vera. Come era che lì? Alan Daine, Maluma Digne. Ecco, hoy vamos a preparar. Sí, así que bueno, la programación 138 de Ale Pará y La Paz, la programación de la nueva familia piemontesa Adolfo Varale Gambalunga, sí, de Freire, Córdoba, en la República Argentina, Paulín. Lumada nominé a nuestro auspiciante, la Cooperativa Agrícola de Consumo Freire Limitada, Agroveterinaria Levaque, el Común Colonia Anita, el Común Colonia Iturraspe, Luma de Ringlacier, a la FM 100.1, a nuestro amigo Hugo Pérez, anche la FM Colonia Marina, 98.7, la radio porteña, FM Impacto, que fuma con Salud per Lur, el canal cooperativo de Alicia. Bien, Cafà en Gross Sport per Gavene Bell. Sulla televisione. Carepa facile. Fa tan facile, no. Avere con i soldi. Fa tan facile. Fa facile il turni di una. Ma si bien hasta como Ale. Así que bueno, una nueva programación de Ale Pará y La Fare. La cuestión, como decimos siempre, es más o menos encontrar un tema para poder chacharar un poco en piemontés, esa lengua rica que nos dejaron los nonos, los abuelos, que por ahí las escuchábamos en forma graciosa, y escuchábamos a cantar y escuchábamos a hablar. Por ahí cuando quería que no nos enteráramos de algo, entonces ellos hablaban en piemontés y vos quedabas fuera de la conversación, Pablito. E fin a bella mira tu stavi fuori, quello mi prendi. Para que aprendes se no viste fuori. E che erano momenti anticati di nostri nonni, nostri pari che se parlava spam piemontese, no. Se sapevi capivi poco lo che dicevi. Poco e niente. Quando tentasivi alla casa di nonno, se capivi spam piemontese, ruava l'ura et fesse firm. Se no, stavi fuori. Ecco. Proprio. Ben, Paulín, en qué Luma porta un po' una tematica di Luma per ahí, un tema che qualcosa per ciacciare un po', che a squadre tu in un momento in la vita alla ciapane, Paulín, mes mia. A fare il più russo. Sì, proprio. Una bella bestemmia Luma Campaco, mes mia. E per spalla se lo passa nunca. No. Como siempre decimos, para sorprender a la gente de qué vamos a hablar, per lì son nostri amici que dicho, con cosa andarán certi diausi. Bueno, hoy vamos a hablar de las ortigas, Pablito, No pare che niente che dico che era una cosa más para ahí, e dopo quando l'uomo attacca fa un po' di investigazione, a vedere un po' su tutto lo che era di informazione, e l'uomo arriva a vedere che era una pianta picca importante di Zuma Parai, Veramente. E per dirlo in piemontese, le ortie. Cioè, le urtie. O la urtia sale in una sola. Cioè, ma se no, le urtie, las ortigas. Proprio. Bien, Paulín, più o meno, da dove venga il nome, più o meno, dove contai un po' alla gente, un po' la storia e tutta la roba per cosa serve, un po' La ortiga, come in principio, perché sempre viene attaccata in principio per pedire una spiegazione. Quanti ne hai te, Paulín? Sempre andare avanti e fuma lo che vogliamo mangiare. Però almeno t'accuma dal principio. Fuma conta che la programmazione è la nostra. È la tua Roma? La tua Roma. Sì, Paolini. La urtia, avendo dal latino urtica, e è una pianta che si dai ferie alla pei o pluk, come noi le chiamiamo, che libera una sostanza alcalina lo que produce las mangiciones. Así que tienen como unos pelitos que cuando vos lo tocas
te provoca una picazón. Nas mangizione, una parola che l'era tanto tempo Sì, smangizione o smangizione, a dire in tutte e due maniere. Noi ti diciamo sempre smangizione. E a parte fette smangé, a ti infiamma con la pelle, a ti infiamma con la pelle. Bene, Paolino. La pianta sì, la erba sì, alle conosciuta come una mala erba. Come una mala hierba. Che noi diremo una malesa. Una malesa. Però per P, che tante volte uno la considera parei, è una pianta, una delle piante che ha P ed applicazione per la questione di cose che portano soluzione alla medicina. Así que la tenemos como una planta conocida, digamos, como mala hierba, pero una de las que más aporta, digamos, soluciones para la medicina y para todas las cosas. Mira que la verdad que veramente che discalena pianta Paolin caccar più o meno perché ne tantissime varietà, come 50 o 60 varietà, una grossa quantità. Sì. Le piccite 50 centimetri avvengono d'altezza, gli altri vengono fino a 1,50 m. 1,5 m d'alto. Sì, ci c'è mato su una pianta d'ortie. A fan ombra e tutto. A fan ombra e tutto. Ma te stai su una pianta d'ortie, Paolino, Lo sicuro che va a fa. Come dici ti, Paolino, i fei hanno più pelos, digamos así, cabello, que son bastante duros, ma sulla punta, diciamo parai, da chi più lì, sono bastante deboli, Asrumpo. Che a passare la mano qualche cosa che ti lo ferces, ma appena che lo tocches, a s'acciappa, diciamo parai, e accampa lo che belesigna ti chiamuma l'acido formico, Paolino. Il medesimo calan i firmie. Il medesimo calan i firmie, Paolino. Proprio. E lo lì è lo che provoca la smangizione. Provoca proprio la smangizione, Paolino. A parte dell'on, in sue radici hai una grossa quantità tannin. Una grossa quantità tannin con proprietà curative. Che sono capaci di ridurre e fendere almeno lo che noi diciamo, lo dice un castigo o un piemontese? In piemontese è una parola un po' ordinaria, ma la cagata. Ahí è para un nome. A fandendare. Así que cuando uno está flojo de vientre, digamos así, te ayuda a retener, como sería como tomar una pastilla de carbón. Parai. Alla reduce. La fandem un po' almeno e la infiammazione. Bien. Contiene un po' lì. Bien. Ale antinfiammatori e antiossidanti. Sempre per il riso, sai? Sempre per il riso. E aiutano la salute della prostata. Che è importante per gli uomini. È tanto importante per gli uomini, se aiuta con la salute della prostata è tanto importante. A desinfiamma tutto che è la prostata, Paolino. A desinfiamma tutto che è la... Più avanti della programmazione, Paolino, spieghi un po' come pelle spiela di Zuma. No, se perché in aile le furme. Ripa come una campagna, pie parai e mangi la macchina. Ascolta, se vuole essere sempre bello, cuidis la pelle. Ma dai. Fa bene per la pelle. Te sta sempre con la faccia solida. Bene. Ma immaginate, se fa un'infiammazione di Zuma parai Paolino e la bete parai invece di mettete il botox, ti lascia io i grossi parai così. Paga manca la medicina. Niente. En la natura a ser come un fertilizante, un concim orgánico. Sirve como fertilizante también. Así que es bastante importante. Discalena pianta que es originaria de Europa, Asia e fin al nord d'Africa, Paolino? Più o meno la storia a disca ven un po' da lì. Dopo alla spattarase per tutto il mondo, ma non in tutte le regioni, diciamo parai. Piuttosto aveva due sono un po' template, dove la terra è umida, diciamo parai,
e bisogna parlare che la terra è buona in tutto che è nitrogeno, che è là sotto, sai? È là sotto, in piemontese il nitrogeno è là sotto. Dici che Paolino, come era da fare? Dove vengono gli urtie? Diciamo che in camnisio gli urtie, Cioè? la terra era buona. Guardati. E per l'on che una terra che ha tanto a sotto, tanto nitrogeno, sempre alle buone. Alle buone. Alle buone. Pare que si en Lord, vos en la quinta tenés ortigas, quiere decir que ahí está lindo para hacer, digamos, el huerto, ¿eh? Proprio. Per sendere un po'. È una marca, una segno naturale che la terra alle buona. Senza fare l'analisi della terra. Lascia ste fuori tanta scienza. Lei andava a fare il nali, dici una volta. Paolino, storicamente, lo so sì proprio di tante cose che sapevo pa, di tutto che era l'urtia per cosa sdourava. Storicamente, has dit che in l'Alemanya, in la prima guerra mondiale, guarda che insomma cammina a parlare dal 1907, Sì, più o meno. Che ahí era poco, ¿cómo se dice el algodón, Pablito? El algodón, la pianta del algodón es dice el cutún. E idea che la fiore, lo che ti dai l'imbian, la cutunin. La cutunina. Il cutun la pianta e la cutunin. La cutunina. Cardo può essere sbagliato. Ma domani. Sai battire da can corredo i piemontesi là che sono in cammino a scutere. Bien, pare che la prima guerra mondiale, la gente dell'Europa, perché era poco e niente cutun e cutunina, come ti veles dirlo, sdourava la pianta e l'urtie per fare fibre textil, para usar, para hacer fibras textiles, para hacer hilos. Perfettela. Perfettela per tutta la gente che andava alla guerra, al combate, faceva tutto lo che era, diciamo, per la vestidura, faceva con fil, fai, con d'ortie, Paoli. Ma guarda, Mac, una cosa che mi sapevo. No, neanche. Mi pensavo pa che avevo la materia prima per dopo fare la tela. Discaldo più resistente che l'in. Ancora resiste più resistente che l'in, Paolino. E dice che la struttura della tela a spelco comparese, come dice con il lin, perché è una cosa che si mia, ma alla più resistenza. E as dis che dan la età coso bronze discas duraba. Paulín, ¿de qué año estamos hablando de la edad del bronce? ¿De qué año insomma cammina a parlare la età del bronze? 3300 anni prima di Gesù Cristo fino a 1200 anni prima di Gesù Cristo. Ah, ma dove? La bella storia l'ortia, ma come si chiamerà l'età del bronze, Paolino? L'età del bronze? Perché dentro il momento che l'antacà a fare il materiale lì, antacà fundirlo, antacà traballarlo, che dice che il bronze, cardo paese mallesió alle del cobre y el estaño, el cobre y el ram che sarebbe il cobre e mesmia che è l'alluminio, però sono passi qui. Guardati, B. È una messa di due materiali. Però insomma cammina parliamo da 1200 anni prima di Gesù Cristo, no? E fino a 3300 anni prima. Alle peipagliere, Maglulin, no. Non pa passare ma 3D. E seguita ancora a fare bestemmia gente. Ecco. L'antica medicina dice che durava per trattare tutto che è, come noi diciamo in Castiglia, il lumbago. Ah, mal la schiena, sai? Mal la schiena, però proprio la suta. La suta. Il rastella schiena. Il rastella schiena, però la suta è lo che in Castiglia si chiama il hueso sacro. Cioè, Nascorde quando l'avevo fatto il programma con il corpo umano che si chiamava l'os bacán. Os bacán. Il huesito dulce. L'os bacán. As dobra piuttosto per trattare quando l'ha mal beleli. Guardati. Anche as dobra cose il problema per respirare, per tirare il fiato, as dobra cose. Attiva la circolazione del sangue, è diuretico,
Fa pisè. Pia pure il pipin. Pia il pipin. Per sollevare, che seria aliviar, in piemontese le sollevare, il reumatismo, il reuma, come diciamo in Castiglia, e anche quando c'è estratto, la fatica. La fatica. E sempre che se ti pensi che alle di Zuma Parai Paulin che dice che attiva la circolazione del sangue, tutto qual è la fatica? E quando ti tarviles, tarbiciules, parentesi di nonno, arbicilate. Dice che tutto qual è la parte per mangiare, per l'alimentazione di Zuma Parai, dice che è tanto ma tanto nutritivo perché contiene tante proteine, vitamine e anche minerali, Paoli. Completo. È completo. E per il mangiare, diciamo, è quasi tutta la pianta, Paolina. Perché per il tacchetti, diciamo, parai, come per le ferie, per il mangiare le ferie, Paolina. Per il mangiare le ferie, ma a mangio crude o cotte in tutte e due le maniere, tutte e due le forme. Come per il mangiare crude, diciamo, parai. E lo che noi diciamo la soppa che sarebbe la nostra o con carne alla cassarola. Venta sempre perde leva, desidratarla e dopo ciapitee, capuleie. Più o meno dice che dalla 6 ti tagli diciamo parai una pianta d'ortie e la lasci al sol per 20 minuti e parai leva va via, se deshidrata como decimos así, en 20 minutos la hoja ya está deshidratada y el ácido fórmico ya no actúa más sobre la piel. Venga che venga fiappa, Marco. Venga che venga fiappa. Vente pan baronè tanta quantità perché te snocula che sta sotto, la lì è pugna, la lì è pugna. Spatarela un po'. Spatarela un po'. En 20 minutos más o menos, ya la hoja se deshidrata y ya el ácido fórmico ya no actúa más, Pablito. E una volta che la urtia in condizione, ti puoi fare una mescla per fare una salata con la verdura che ti piace. A gusto del consumatore. Bene, Vele sì, lo che vele sì, insomma, la soppa, la nostra ortiga. Disca soppa di ortiga. Disca è una nostra che combina tan bien, calenta in brot e pulast, un caldo di pollo. Caldo di pollo. Con verdure e ti aggiunti gli ortie e disca lì sta proprio, come dicono i nostri amici da là del Piemonte, una canuna. Ma Paolino, se ti arde in tempo d'inverno, insomma, parai quando fa freddo, un buon caldo di pollo quando vira tutta la grassata, parai già un'enzima. Che ora, come il passo del tempo, ha descruito che fa tanto male alla salute. Fa tanto male. Ha detto che fino a una volta in Catan, 20 pietti robe lì. Prima già facevo campevia perché faceva mal, faceva bene. E ora fa tan male. Spese che varis. Guardati. Allora dice che la combinazione con il brot del culat resta proprio picche bene. E allora per le scapuleie diet. Questo è lo che piace. Dopo sarebbe per vedere la fine. Un po' d'ortiga. Bien, Pauli. Una frittata verdura. Podemos hacer una tortilla, Come se fece una frittata verdura di Zuma Parai celery. Sì, con toste, con tutte le patate. Ti metti dentro fede d'ortiga o anche la pianta completa e resta proprio buono. Capuleie metti dentro. Per variare, per fare bene a tante cose, il tè. La infusión. La infusión, ¿ale común? Para dice, es casi medicinal. Así que el té de ortiga es casi medicinal. Proprio. Y antes il mate está como té de ortiga. E se invece di té, diciamo, lo che noi chiamiamo la yerba mate, Paulin, e bituma d'ortiga, cosa è mia? Tutte le ma questioni provè. Tutte le mal cuestiones, pues. Ma mia che il direct packet lo taglia la cagata. Pandea. Sei pa. Come dici, poi uopo li deve le da torna sporca, Parla il tempo.
Per Paulin, la gente l'Italia sai pas se conosce tanta roba sì, ma dice che è una roba da mangiare che è proprio italiana che si fa con ortie, Paulin. Proprio. Si chiama il caciuco de ortigas. Caciuco e urtie. Ma cosa sería un cachuco? Cosa sería? Sería lo que noi in Castilla diciamo el estofado, una carne umida o un fricandò, come vuole chiamarlo, Un fricandò, la paella, la sì, cassarola. però pas carne buina. Ah, no. Carne pes. Ah, il riso, il marisco, tutta quella roba Il lì. marisco che dice che in Italia diciamo i frutti dal mare. Il frutto al mare. Sì. Sería più o meno come se fece una paella, come si chiama Bellesina, una cosa più o meno parecchia. Una roba per parecchio. Nostri amici da là del Piemonte mangeranno, sì. Sai pa. Come arriva in grossa lettera tutta la gente del Piemonte. Ma Mario Martina mangerà Mario Basilio Martini, Mario Gamba, sapete, Bruno Arana. Sì. I nostri amici dell'Italia mangeranno tutta quella roba, Valerio Raviolo mangerà tutta quella roba, sì, Tanto che vuol dire, vede, se mangio... Puoi commentare, almeno se la conosco sta roba sì da mangiare. Non saprei cosa sarà. A dire che per Gaveie tutto quello che è il gusto mer, dalla foglia Paulin, per fricassello un po' con delle d'oliva. Ah, se ti dai una fricassata con delle d'oliva, ti agaves il mer. Ah, ti agaves subito il mer. Vabbè, che per il Nilo da punto. Per il Nilo da punto. La radice a disca alla dorasse per tanti secoli come medicina tradizionale di Zuma Parai, come dici, per tutte le malattie dalla prostata, tant sia le malattie come l'infiammazione, come la DT, ma le giunture. Ah, guarda, ma quando ti das male, Mala giunture al ginocchio, mal la gamba, parai tutta quella roba lì, mal la saccoccia per le spiente d'urtie. No, l'idea che la malattia lì non la rispa. E anche Paulin se nasce il problema di malattie sulla pelle, lo che Blessini chiamiamo come psoriasis. La psoriasis. La psoriasis, l'urtie a cercare per curare tutte le malattie, sì, Paolino. E torniamo una volta a pins la prostata perché è una cosa che tu arriviamo al momento che partiamo da lì, Dice a parte da desinflamare, all'arrivarsi a cardere o a scar che combatte lo che noi diciamo il cáncer, il cancro. Así que aparte de, digamos, desinflamar, también ayuda a combatir el cáncer. E un'altra cosa più, per la gente che patisce l'anemia come diciamo noi in Castiglia, ha una grossa quantità, contiene una grossa quantità di ferro, lo que la fa bien beneficiosa. Así que aparte de todos los beneficios que tiene para la piel, para la contractura, para un poco para todo, también para la gente que es anémica, un té de ortiga ayuda a combatir la anemia también. E alla pelle la rigenera, Sì. Pa ma che fa bene perché venga selia, perché sia bella. Alla rigenera, ecco. Para que la gente, Paulín, dopo da ascoltare la programmazione dalle parole da fare, Antlor, chi piantine d'urtia la tengo. E la soste. Che in Asia chi piantine alle antiallergiche e antinfiammatori. Beh. Paulín, quantas mia se ascoltiamo un po' di musica, per tagliare un po' la ciacciarà. Dai, una canzone sempre ben a tai. Sempre ben bene ascoltare un po' di musica. Stavolta da parte dalle Mundine, Paolin. Per rilassarsi un momento. Per rilassarsi. Tutti amici che facciamo sempre un po' di musica, dai giro ma. Vola vera gigugin, tra le lile lille la lava spasto il sostusin, tra le lile lille la. A 15 anni facevo all'amore, dagli avanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso marito,
del mio cuore, la ven alla finestra, le tutta cipriata, la dis che le malata per non mangiar polenta, bisogna aver pazienza, la sala mariga, o la vela gigugin, tra le lire, la vas pascor sospusin, tra le lire, la, o la vela gigugin, tra le lire, la vas pascor sospusin, tra le lire, la. Pascol sospusin, tra le lire, la, o la vela gigugin, tra le lire, la, vas pascol sospusin, tra le lire, la. Bien, Paulín, seguituma un po' con nostra programazione da lei para ir a fare, dopo da ascoltare un po' di musica, seguituma ciacciare un po' da questa roba sì che la sane proprio con la buca di verde. Con la buca di verde, gli ortie. Gli ortie che uno pensa che era magnerba, che era lì una malessa al fondo della curva, al fondo del patio. Che non tagliela tagliela perché sennò no, aven sempre vinto. Aven sempre vinto. A disca as dora come antiallergico Paulín per passarla un po' meglio, insomma, para aliviar un poco todo lo que es las alergias que uno tiene en la época de la primavera, digamos, para ahí, con todo el polen, el fior, tutta claroba lì, en te me aiuta per passarla un po' meglio, Paulín. Para che una sarebbe proprio la stagione, il momento, il PLT d'ortie. Sì. Perché tutte le piante sono fiorire. Sì. Anche per le spiela con un po' di insalata, Paulina, no sta Miss Henry, la di Cordova che piace la salata che hai chi piace la salata e l'idea che l'uomo trovare proprio la verdura perché anche in grossa lita la Elvi, non sta misa Elvi, la Lady del Piemonte. Héctor Raviolo, il fumo salute, Héctor e Marta, il buticare, has detto il buticare, Paulin, No, buticare è come avenda botica che è in Castiglia. Ah, ti sai che la farmacia in italiano, in piemontese, è il negozio della speciale o anche la bottega, no? Pa botica, la bottega, che bottega e negozio sono sinonimi. Bottega dalle speciali, il farmaceutico le speciali. Bien. Para ella proprio in piemontese. Bien, para que fuman salud, para Héctor y para Marta ahí, En grossa salud. En grossa salud, Paulín. Paulín, che venduto del meisine a base, fai che conduttie. Sei pa. I meisine para ahí che avevano la urtia, la mutual, la prepaga, la mutua. La mutua. Paulín, en la testa, appena dovrela un po' l'ortiglia di cunde un po'. Sì. Ma no. Sì. Fammi la carità. Per i cabelli avevano proprio vinto. Per i cabelli? Sì. Tu che fai un'infusione con deva, la lasci sfraire, e dopo la dovres quante tarzantes la testa. Quando te enjuagas la cabeza, una volta che ti las lavate, las ensaunate, pulidate bien, vas a arzantete, dovres ca infusión lì. Así que el último enjuague con un té de ortiga frío. Ecco. L'olio dà forza, dà forza ai cabelli, perché è ricca in minerali. Bien. E al dare forza, evita, riduce la possibilità che i cabelli si schappen. Se schappen. Que se quebrajen, como le decimos nosotros. Y la zapas chapé. Mejora la circulación del sangre entre la piel, diente. Para i cabelli vengo pigrosco. Vengo pigrosco. Paulín, me decilo que ni hay que chamuma la caspa.
La tuca via, la tuca via. ¿Cómo dice la caspa? La greia, la creia, ¿cómo dice? La caspa in Castilla, in piemontese, spelcia mese. La furfu, la furfa, la porfura e anche ahí in dizionario che dice il grat. Mi idea che venda gratese lui. Da, E una volta i belesi d'Argentina come dicevano? Caspa. Guarda, mia chiamai mia mare, hai fatto un po' in memoria, in mia ca, mia nonna diceva il crack. Il crat. Il crack. Pa il crat. No, crack. Crat. E stamattina chiamai a Peira da mis piemontese là e loro as nascordo pa o san pa d'avevi ascoltati il crack. La sua stella la parola avesse in azienda là che in chi mira, has visto come è il piemontese? Da 10-15 km o meno cambia un po'. A cambio. Pare che yo tacó a Fendi via la furfa. la furfa. La furfa. Ah, guardati. Paulín, attenti a nostri amici testa pla, Paulín. Enta piese guarda i consegli che andò a dire che la programmazione Bene fatica fa abitare i cavalli. abitò i cavalli no, ma se leven cure i cavalli in testa e ve le cuidei e bin perché ugno pa via perché viste pa proprio testa pla, Saria pochi, ma boom. Tiene pochi cavalli, ma boom. gita a que acalupa y cabello. Ayuda a detener la caída del cabello, enjuagarse con un té de ortiga, Pauli. Para que para nuestros amigos Dante, Carlos, Llegué Boso, Víctor Modrito. Víctor che la gente Alicia che la fa i anni che sti vicini, Ma Víctor anche Dante. anche Dante. Aspetta, ma che catto un po' di carta tirenza allegria, Ma che il messaggio per le sintesi Ma proprio Para que, así que bueno, ayuda a detener el enjuague, como decía el Pablito, una vez que vos te enjabonás todo, el último enjuague con una infusión, digamos que sería como un té, pero haces hervir las ortigas en agua, lo dejas enfriar, el último enjuague, aparte de mejorarte la circulación del cuero cabelludo, eliminarte la caspa, te hace venir un buen pelo porque lo hace venir más grueso y te detiene la caída del cabello, Pablito. E anche un'altra cosa, Formidable proprio. E ti fa proprio berluscire, come dicevo, brillare. Brillar. Pare che proprio l'incidente. Una volta la gente, le fumne pertenece para ahí, adoravo il Biodò. Sì, marca che già passato. Una marca che sarà 50 anni che aveva in papino, Sì. mia, Sì. Mi l'hai visto e ero cit, ma scordo pure. La via due che campavano terra. Non era tante cose che in quei giorni loro pineng, Sì, Paolino. Fa forte con il radice, tu, Guardati, belle sì che dice che come dicesti, perdí un po', para darle un poco más de brillo a lo que eran los cabellos, falló una infusión, falló una mezcla con dasil, una mezcla con vinagre. Dopo lo invitavo, lo che si, becciamo il spray, ma mia che il tempo lì era pas spray, nel brinjolo. Che il cosito lì che adoro le fumle per sbrincare la roba è una cosa per Per dopo stirarla, una sbrinciura. Así que Con Lulis Gasío. en vez de usar por ahí todo lo que es los fijadores y todas esas cosas, las cremas, bueno, se hacía una infusión mezclada con vinagre y después con spray, con un spray se aplicaba en el pelo para darle brillo y lucidez al pelo, Paulino. Ciappali. Scusa questa, Discardona con Lili de Urtía. Así que se puede buscar cabelli. aceite de ortiga también. Sì. Cava. Dalla ortilla. Insomma, camin che parlo bene dell'ortiga, ma due belle sgavelle.
in altra forma. Ma che parte la pianta sono? Dai smens, Ah, la semilla. dai smens Bien. per pressare, per prensarlo, Prensado. per pressare. Bien. E dei radici dei foglie Sì. per macerazione. Ah, In hai due forme. due forme, diciamo, Eh? per no? Bien. Per macerazione la butti dentro naut oli. Bien. Capellese e l'oli d'oliva. Bien. Ah, per smescello. Ecco. Perché sia per tan forte, diciamo, per E diciamo che ti butti tutta la pianta dell'ortia per lì dentro l'oli lì, chi la gava sossut e dopo sta l'oli da ortia. E dai smens no. Lo prese se la gavi con. E la cave più. Se pensa al girasol, ma è una quantità Ma- ben vincita. Ma gente lo che l'ha da per sé perché è perché le smens dall'ortia le picchecci, diciamo, per Picche è una cosa che si coltiva pa. No, A screi parei in te caie. dove? Cultivo agricolo, diciamo. No. Hai pa niente che sembra o che chiudise No. per dopo fare il raccolto. No. No. L'intendesse che in te che in hai. Paoli, per tutta la gente che piace cimpè qualcosa ben forte per l'inverno, te puoi preparare un licor de ortiga, Pablito. Allora questa sì sarebbe una neva per nostro amico Daniel Paiano che hanno fatto tanti ma tanti liquori. E anche Daniel Bai, tutta la combricola, per il nostro amico Roberto Serel, tutta la combricola lì portegna che fanno tutte le mesce lì strane, E per nostro amico Lat Sunciale che gli piace bevere. Rubén el Bugiar sarebbe, E dice nostro amico Paolo là al Piemonte, Rubén el Vilán. Sì, dispiace. Pare che come per le preparare, bisogna pare che è quasi come il limoncello, preparare un po' il liquore d'ortie, e ne ciappe una butta, bisogna pare a vedere, e ne buttes tutto che è, bisogna pare la parte da encima, insomma, la pianta che è più tenera, Lo più fresco, lo più buono. exactamente, lo más fresco, lo más tierno, digamos así, e la buttes lì dentro da una but, e ne buttes 4 cucciarate di zucchero e 1 litro d'alcol, che sia buon per bere, Sì, sì, che lì che sdobra per la bevanda. sì, per la bevanda. E lo lasci arpusare lì più o meno per 7 di, dopo lo scules, con la pasta, E per che quantità lì di ortie veire in avà. è una bella pigna. Una bella pignata. Una bella pigna. Vei chi cavaccia per la pignata. Ma ti inviterà un paio di guanti. Il muffle. Il muffle. Il muffle. Bene, Paolino, come dicevo, lo lasci sarpuselli per 7 di, dopo lo scules, con una teglia, con lo che veles. Un causet. Un causet vei. Ma pulito, Ma pulito. Se no dà il gusto ai piedi, come per Gusto a pe. dopo te fai prepares un po' un sirope, te preparas un almíbar, una volta che il sirope è freddo, fai la mescia, lo lasci sarpusare più o meno d'un tradint la geladeira, entra il frio e dopo pe le spielo. Ah, guarda. Allora più o meno la preparazione come se fai al limoncello. Ale un licor che venta beivilu freddo. Freddo, proprio preparare. Farei del limoncello. Limoncello. Una roba più o meno casertania. Come se fai un peppermint, un liquore di menta, una cosa parare. Che stile è il liquore d'ortie. Se qualcuno vuole cercarlo, butti su internet per avere la ricetta sicuramente, Paolino. Sì, perché l'internet in dì ne YouTube. Mio prove. Sì, perché è una roba che come che ti che fa il limoncello è pas tan diversa. No, è più o meno stesso, Paolino. La, Paolino, per contare un po' la gente, alla de contraindicazione tiene la ortiga, la planta ortiga tiene contraindicazione come i medicini, diciamo, i rimedi. Tutte le paculure drese. Ah, In è gente che venta che sfugna da parte prima il pielo. usa la gamba. Va a usare il pelo del generatore. Sì. I fumne che sono, come diciamo in Castilla, embarazadas. Incinta. Ancinta, ampedura, si dice in Piemonte. Tutte e due in maniere. E quando sono in cammino, che danno lei a sue masnare. Lì venta pa canapio.
I persone che patiscono il problema del cuore, Del bianca, Así que ese, distan di urtie. si te activa la circulación, imagínate, si vos tenés problemas de corazón y todas esas cosas, Luli, E te le va, Lasci ste urtie. at fasa el chautelia, Avete un batticuore. Batica, Un batica. un batticuore. No, dai. Persone Sì. che hanno il problema di bassa pressione. Ah, Lulico, Sai il perché? perché fa pisè. Fa pisè, allora no. Los riñones, A trabalho troppo Sì. e abbassa ancora più la pressione. bien, La gente là, lo che noi in Castiglia diciamo la diabetes, la glucemia, La come dicono gli glucemia. italiani là, neanche. ñanca. Neanche. Magari a pelupiela, ma Eh, una quantità Pi che moderà. pique muderà. Pi che moderà. Paulin, nostri amici la gente che suma cammina a parlare un po' dell'Italia che l'uma ciacciarà, l'uma faite belle lì i saluti per nostri amici qua in l'uma tante gente, la gente che fuma sempre saluti a tutti i nostri grossi Piemonte, come diciamo sempre. Ventria per palla se ne stegni andare, salute a te come te. gli amici del Piemonte. Sì. Perché veramente ti fa nomina di un, se stai d'un trindare. E San Radio qua in No. Paulin, l'uma visto che fa anche l'acqua della vita d'Urtie, la grappa di Ortiga, Pablito. La grappa è l'acqua della vita. Fammi scordare una roba che l'avevo parlato noi in Bellesina. Per vese che te le fai una grappa con d'Urtie. O ne bute sandrina. No, ti è giunte sandrenta il liquore, la grappa ti è giunte. Come sfuma así, la caña con ruda, Ecco, como acá hacemos la caña con ruda, ti per bute passear a gusto, la G, per bute la grappa con una dram e fe d'urtie. d'Urtie. Come dici, sempre serve la parte d'encima della pianta che le pitandra in buona condizione. Bene. Venta la sera a macerare e dà un sapore, un gusto a erba e leggermente piccante. Ah, A fa picchiare un po'. dice que tutto lo che è il fior Paulin, la pollinizzazione, come diciamo, chiamuma Velesì in Castilla, al fa el vento. Il vento. El viento hace la mayor parte de la polinización de las flores de la ortiga. Es vero che i avi e i insetti lì che vengono da una parte all'altra vanno passando. Poche insetti avanzano sulla pianta d'urtie e anche poche che a mangiano. Pochi. Poche, proprio bin poche. Se allena una roba, a far mangiare. far mangiare. Gli insetti sono insetti, però Sono pa poi. sono pa poi. Sì. Paulito, nell'anno 2022, pochi anni fa, Paulito, nell'anno 2022, alla stata nominata come la principal pianta medicinal, Paulito. Como la principal planta medicinal fue nominada en el 2022 la ortiga. Guarda la data, 2022, quando insomma era ante il momento che tutte le chimiche, la pianta dell'ortiga è stata nominata come pianta medicinale. L'uma attaccata la programmazione con 3000 anni prima di Gesù Cristo e aspettare fino al 2022 perché dicono che la pianta è buona. 3.300 Sì. e 2025 sono 6.000 Guarda, si conta che la pianta d'ortiga non è buona. Sì, non a finire nel 2022. Tanta resistenza a quello che sono gli agrofarmaci, lo agrochimico, con l'odore, Alla fan per te. niente. Poche niente. Niente. Paulín, una buena data, un buen dato para toda la gente. Se ti vas fuera, se en la curva, se en tlor che pulires un po', pure le piante tomatiche, purun, che il tempo sì. Chapa una pianta d'urtie, al fa bene la smangizione, te viene la ampolla y la picazón. Conta fe, Paulín. La vese con deva ben fresca, senza fruttezza, Sin frotarse, lavarse con agua sin frotarse. e te le sfine avete un po' già questa idea. Per lo più importante è la vese con deva fresca e senza
Ferce, sin frotarse. sin frotar. Para que dua cala gileva ti vete Luca. Viste la mano, lo che la tocca, e la sì. smangizione a París. Ah, via. Perché dice che, come dicevo prima, lo che contiene la feuilla, che l'ácido fórmico es muy, muy soluble en agua. Se disuelve muy fácilmente en agua. Entonces, consejo que estuvimos leyendo, estuvimos viendo muchísima información. El principal consejo que dan cuando te pica una planta de ortiga, no te pica en realidad, porque bueno, se estican, así que es poner donde tengas la comezón, digamos así, bajo el chorro del agua, sin frotar, un ratito. El ácido fórmico es muy soluble en agua, se va, después lo podés ayudar con un poquito de hielo, madura poco y niente. Lo più importante è lave. Lave. Drove il rubinetto, vita la parte fetale sotto e leva fa suo lavoro. Cioè, per cada fai il suo lavoro, Paulin, il tempo. E il tempo, come sempre, all'encretin. Che asnava via. Asnava via. Bien, Paulin, la fin della programmazione, dalle parai da fare. Nauta battuto attaccuno e te. Sí, propio parai, Paulin. La cuestión es siempre chacharar un poco en piemontés. El tema por ahí es secundario, pero siempre hay cosas lindas por ahí que rescatamos para aprender, cosas que no sabíamos, cosas que nos sorprenden, Pablito, como esto de la ortiga, que no sabíamos tantas cosas así. Io mi sto contento per due cose, perché apprendo dove veis, podria dire. E perché te legite a nau. Il pelleggiano è nauta la soddisfazione del parlare in piemontese. Sì. Alle parai. La fare. Mica le parai la fare, mica sbagliamo chi parole. Alle normale. Tan comprendo che insomma gente che l'ha nasciuto 130 anni, che l'hanno annuito in nono, e a 11.000 chilometri di distanza, e che stiamo a parlare in nauta. Bestemmiamo ma bene. Stesso che in nono. È ancora più. Lì stai proprio originale. Non riesco a mudare. Paulín, Luma da ringraziare nostro Ipician e la cooperativa agricola ganadera Consumo Freire Limitada, la agroveterinaria Le Vacche, il comune Colonianita, il comune Colonia di Turraste, salute a nostro amico Hugo Pérez con la FM 100.1, la FM Colonia Marina con la misa Alcide Riolero, FM Impacto de Porteña que fa con la retransmisión de nuestra programación, e il canal Cooperativo Galicia. Bien, Paulín se dio se sentuma la semana che viene con un'altra programmazione da lei para la fare. Sarà fino alla settimana che viene. Aspettiamo che tu finisce bene la domenica e che domani lunes tacchi una buona settimana di lavoro. O arcusese come il pernoire, no? Pa fe niente. A ben pa Marco. Gasagnè. Però venta Gasagnè fino alla bella mira, Dopo. Diceva Barba Fredo, se lasses venir la pigrizia, et venges una persona che val pa niente. Ah, madre, che non sei? Tu sei. Ci sentiamo la domenica che viene a tu. Ciao. Ciao.